spari, il fuggi generale, il panico in via Lumia, che si scopre un luogo pericoloso, tanto che i residenti formeranno un comitato per chiedere a gran voce l'intervento dello Stato. E lo Stato ha risposto con l'applicazione del cosiddetto decreto Caivano, che prevede misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Così l'episodio del dicembre scorso ha portato all'arresto di alcuni dei protagonisti. Su richiesta della Procura di Palermo diretta da Maurizio De Lucia, il GIP ha emesso una misura cautelare per 3 persone indagate per rissa aggravata e per porto in pubblico di arma da fuoco e sparo in aria. In manette sono finiti Marco Cucina, 30 anni, Salvatore Miceli, 21 anni e Salvatore Emanuele, di 27, coinvolti nella rissa durante la quale il 10 dicembre scorso vennero sparati decine di colpi di pistola in pieno centro sotto lo sguardo impietrito dei passanti nel cuore della movida. Il fatto accaduto il 10 dicembre scorso davanti a centinaia di avventori di pubblici locali si inserisce, si legge in una nota della Procura di Palermo, in un momento storico in cui diversi sono stati gli episodi che hanno rischiato di mettere in crisi la sicurezza pubblica nelle strade cittadine, ma in relazione ai quali, forte ed immediata, è stata la reazione repressiva dello Stato e il dinamismo della Procura e delle forze dell'ordine. Gli arresti in applicazione del decreto Caivano chiudono il cerchio sul dicembre nero di Palermo, anche se in tema di sicurezza tanta strada resta ancora da fare. «13 persone in carcere, 13 ai domiciliari», il bilancio del blitz antidroga effettuato questa mattina a Messina, conclusione di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dalla squadra mobile su un gruppo criminale guidato da 3 fratelli dedito allo spaccio di stupefacenti nella zona del rione Fondofucile. L'inchiesta è partita nel 2020 quando, durante una serie di controlli sul territorio e di perquisizioni effettuate in alcuni locali e abitazioni della zona, è stata scoperta un'attività di spaccio e detenzione di droga. Da quel momento gli inquirenti hanno tenuto sotto controllo la famiglia ritenuta al vertice dell'organizzazione. Intercettazioni telefoniche, ambientali, visione delle immagini delle telecamere installate e numerosi riscontri all'attività di spaccio hanno fatto emergere l'esistenza di un vero e proprio sodalizio che si occupava di tutte le fasi: approvvigionamento, custodia e lavorazione della droga, poi rivenduta sul territorio cittadino ed in provincia, soprattutto a Barcellona, Milazzo e Villafranca. È emersa nel corso delle indagini la posizione di un infermiere in servizio in una struttura ospedaliera della città, in contatto con i componenti dell'associazione e disponibile all'occorrenza a svolgere per conto loro varie attività, tra cui anche quella di intermediario per la cessione di qualche dose ad altre persone. Lo stesso infermiere sarebbe stato invischiato in altri illeciti come altri 5 colleghi che durante l'emergenza sanitaria da coronavirus si sarebbero appropriati di kit e di tamponi dell'azienda ospedaliera, impiegandoli per l'esecuzione del test da effettuare privatamente e a pagamento. L'infermiere indagato inoltre avrebbe compilato false certificazioni attestanti l'esito negativo di tamponi mai effettuati. L'operazione è stata condotta da circa 120 agenti, arrivati anche dalle altre questure siciliane e calabresi. Si sveglia la mattina di 5 e loro profittano, guidano e prendono un sacco di soldi. Guarda, lui prende 10-12 per operai, 8 euro a testa, senza lavoro. Perché lui che fa il passaggio. Noi solo fatica e malattie che prendono alla fine. Loro prendono soldi, noi prendiamo malattie. Loro sono i caporali. Lui è un bracciante marocchino, raccoglie arance a Paternò. Lo chiameremo Mohamed, ma non è il suo vero nome. Ha accettato di raccontarci come vivono migliaia di migranti come lui, sfruttati nelle campagne. Lo fa di spalle perché ha paura. Qui, qualche giorno fa, un altro marocchino è stato ucciso a coltellate proprio da un caporale per una minima differenza nella paga. Io ho paura. Anche io ho detto la verità. Però io ho paura perché la gente non capisce. Io voglio parlare tanti tempo, voglio parlare, perché così non va bene. Io voglio tutte regole. E questa è la sua verità sul caporalato, che nel triangolo Paternò-Biancavilla-Drano, con la raccolta delle arance, diventa un fenomeno di massa. Chi vi viene a prendere? Il capo, c'è il furgone, prende l'operaio e portare l'operaio nel giardino. Quando finisci, raccoglie l'operaio come animale e scendi tutti qua in piazza. Però si prendono una percentuale. Il caporale prende 1,40 e paga l'operaio 90, 80. Vedi quando prende al cassetto lui, sacco di soldi. Loro vogliono avere ragazzi clandestini, non capisci lingua, non capisci leggi, non capisci niente. Basta che voglio lavorare. Anche mi dici fare buco qua alla terra, voglio fare perché bisogna. Loro profittano.
Un mondo oscuro e senza leggi. Nonostante le denunce e l'inasprimento delle pene, per i sindacati il 90% dei contratti di appalto non sono registrati. Chi ci guadagna sulle spalle di questi nuovi schiavi? La protesta dei trattori di questi giorni ci dice che non sono i produttori, ma chi organizza la raccolta e il commercio. Tutti questi segmenti si introduce un sistema di illegalità e di impunità che sicuramente avrà anche coperture da più parti. Norme su questo che vanno ad intervenire su questa parte, di fatto non ce ne sono. Non occorre soltanto un controllo, occorrerebbe l'esercito. Nervoso, provato, visibilmente scosso. Tramite le parole del suo legale, Giovanni Barreca si è mostrato così davanti al GIP nel carcere di Pagliarelli a Palermo per l'udienza di convalida del fermo. È un uomo ancora sotto shock, ha detto il legale, che ha ribadito di volere bene alla sua famiglia e di non essersi reso conto di quello che è successo. Sia Barreca che la coppia amica, accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sabrina Fina e Massimo Carendente continuano a dichiararsi innocenti. Intanto emergono nuovi dettagli sempre più macabri sulla mattanza di Altavilla Milicia. I fratelli sarebbero stati torturati e percossi per almeno 48 ore con fili elettrici, arnesi da camino e catene. Entrambi sono stati trovati con strofinacci in bocca e legati. Il tutto potrebbe essere iniziato giovedì sera perché, come racconta questo imprenditore titolare di un ufficio postale privato ad Altavilla, Antonella Salamone, la moglie di Barreca, giovedì pomeriggio era ancora viva. Giovedì 8. Giovedì pomeriggio? Sì, giovedì pomeriggio alle 16:15. Dove? Davanti alla mia agenzia. Qua, ad Altavilla Milicia. Era serena, tranquilla. Tranquilla. Sì, tranquilla. Antonella si confessava con noi, ogni tanto si confessava con noi e diceva che voleva andarsene da questo paese. Le indagini degli investigatori si concentrano anche su possibili sette sataniche collegate ai 3 indagati. La procura non conferma e nega la loro esistenza in zona. Sarebbe stato il bimbo di 5 anni a raccontare al fratello maggiore di aver sentito parlare di demoni entrati in casa e che sarebbero arrivate delle persone che si facevano chiamare fratelli di Dio a liberare la famiglia. Tutti chiedono tutele e rispetto per il mondo agricolo, soprattutto sulle scelte dell'Unione Europea, ma la protesta corre su binari spesso separati tra movimenti e leader improvvisati che non rappresentano in modo unitario tutto il comparto. Così in Sicilia vanno in scena manifestazioni disordinate che faticano a trovare punti di riferimento. Stamani a Palermo, davanti al Palazzo della Regione, si sono riuniti i trattori di San Valentino, una protesta cavalcata politicamente dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. Le richieste degli agricoltori sono sempre le stesse, è una protesta che condanna le politiche europee verso le multinazionali e le ONG, non valorizzando più i terreni e dando dei contributi per non coltivarli e per favorire, loro dicono, il green con i fotovoltaici. Io la terra come la coltivo? Ditemelo voi mi dovete spiegare, perché io voglio fare il mio lavoro, ho la terra e dobbiamo coltivare la terra. Se finisce l'agricoltura, che è quello che vuole fare l'europea, perché si è venduta l'Europa, che si è venduta alle multinazionali. Se finisce l'agricoltura, mi dite voi come andrà a finire. Il presidio degli allevatori ed agricoltori, che da circa un mese staziona alla rotonda del Dittaino sulla A19, invece si sposterà domani a Enna Bassa. In queste ore si è risvegliato, dopo 12 anni, anche il movimento dei forconi, che mette insieme anche gli autotrasportatori, che annunciano un raduno organizzato domenica a Caltanissetta. Quello che viene fuori per queste sfilate, per queste raccolte negli ovili, perché così sembra, dei trattori, quasi un'umiliazione per trattori e soprattutto per gli uomini delle campagne. Quindi se questa è la risposta, credo davvero che ci sia bisogno di resettare tutto e ripartire. Da stasera alcune delle proteste si sposteranno a Roma, ovviamente in giorni differenti. È morto per ipotermia in fondo ad un pozzo nelle campagne di Niscemi nel tentativo di soccorrere il suo cane Ares, e forse si sarebbe potuto salvare anche lui. Salvatore, strano scherzo del destino, non ce l'ha fatta. È rimasto troppo tempo in acqua ad aspettare qualcuno che potesse tirarlo fuori. Chi poteva fare qualcosa, oltre ai vigili del fuoco di Gela, potevano essere i sommozzatori di Catania, che però quel giorno non erano in servizio, visto che a rotazione il turno viene coperto dai colleghi di Palermo e Reggio Calabria. Poteva essere una tragedia evitabile,
probabile quella accaduta a Niscemi se il nucleo sommozzatore di Catania avesse avuto le unità per garantire H24 il soccorso tecnico urgente. Noi da anni rivendichiamo che in Sicilia ci devono essere 2 nuclei completi. È assolutamente inammissibile che debba intervenire Reggio Calabria o Palermo. A Niscemi è toccato quindi ai sommozzatori di Palermo immergersi nel pozzo dove era precipitato Ares, ma per Salvatore era troppo tardi. È un fiume in piena Carmelo Barbagallo dell'USB che da diverso tempo denuncia le carenze di organico dei vigili del fuoco di Catania. Mancano attualmente 14 unità per avere un nucleo H24. È stato aumentato di categoria, ma le unità non arrivano, anzi diminuiscono, perché con i pensionamenti e i passaggi di qualifica si rischia di chiudere quotidianamente, così anche come la sezione navale e le sezioni generiche. Medaglie di cartone e poi dopo l'evento si dimenticano della nostra categoria. È dimezzato il nucleo dei sommozzatori, spesso sott'acqua, per lavoro. E di fatto. Abolire le tasse locali di imbarco e di sbarco e le tasse di soggiorno. È questa l'unica strada per far crescere voli e turismo e abbattere i costi, evitando il balzello continuo del caro voli. È la richiesta forte lanciata da Ryanair e sostenuta anche dal Codacons in occasione della presentazione della nuova stagione estiva in Sicilia. La compagnia irlandese annuncia un incremento dei voli e delle frequenze, 5 tratte in più su Catania, dove nel complesso diventano 40, una in più su Palermo, dove diventano 41, ma con l'aumento delle frequenze su 15 rotte esistenti, 5 aeromobili nuovi con un investimento di $500 miliardi. Ma la Sicilia resta in deficit di collegamenti, soprattutto con il resto d'Italia, un deficit che insieme al caro voli incide sulla vita dei siciliani e sul turismo. La chiave per aumentare la capacità è ridurre i costi di accesso, dice il CEO Ryanair Eddie Wilson. Per Ryanair il sistema degli sconti regionale non è sufficiente, tanto che la compagnia non ha aderito. Serve invece togliere le tasse locali, come ha fatto il Friuli Venezia Giulia, che ha scelto di abolire questi balzelli e ne ha ricevuto nel tempo risultati significativi di crescita. Tocca ora al governo regionale siciliano abolire l'addizionale, dice ancora Wilson, e la tassa sul turismo, che non esistono in destinazioni turistiche simili a quella siciliana come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. A fronte di questa abolizione, Ryanair sarebbe pronta a rispondere accelerando la connettività e la crescita del turismo sull'isola, aggiungendo oltre 3 milioni di passeggeri, creando nell'isola 2.600 posti di lavoro, 1.200 dei quali a Catania, altrettanti a Palermo e i restanti fra Trapani e Comiso, potenziando la connettività nazionale e internazionale e infine offrendo tariffe più basse per cittadini e visitatori. Intanto, per festeggiare il lancio della nuova stagione su Palermo e Catania, Ryanair offre 3 giorni di sconti con tariffe a partire da €21,99. Siamo qui in via Toledo, una via che è stata sbarrata. Sbarrata da che cosa? Dai rifiuti di tutti i tipi, anche pericolosissimi. Ci sono vasche di Eternit, copertoni, materassi bruciati, insomma c'è veramente di tutto. Siamo al buio, pieni di topi, prostituzione, persone, sporcizia. I nostri figli non possono più uscire da casa perché ovviamente abbiamo paura. Mi dicono i turisti, vedo le macchine che si fermano e lanciano i sacchetti. Per noi che lavoriamo, essendo che abbiamo questa struttura qui, c'è una cosa che ci imbarazza. Ci spostiamo di poco in via Alogna, dove la spazzatura ai bordi dei marciapiedi viene bruciata. Tante volte ha preso a fuoco la spazzatura, mentre che stiamo nel sonno entra tutto il fumo a casa mia, che c'ho io dei bambini, 3 minori, e quindi dobbiamo scappare di casa perché è pericoloso. E sale nel frattempo l'esasperazione dei residenti. È dall'estate del 2023, prima delle elezioni, che noi abbiamo fatto questa richiesta per quanto riguarda le telecamere. Non è stata mai accettata. Vogliamo più sicurezza, vogliamo più controlli, perché siamo proprio al degrado, siamo totalmente al buio qui. Su via della Concordia c'è un'altra emergenza legata alla sicurezza stradale. Dal 2009, dalla morte di mio cognato, quindi chiediamo i dossi in gomma per rallentare i veicoli, perché questa è una strada ad alto rischio di velocità. E nel frattempo si continua a rischiare per gli incroci e le strisce pedonali scolorite. Rose rosse, cioccolatini, cuori, peluche. Per San Valentino le strade delle città parlano d'amore e gli innamorati di tutte le età si preparano a festeggiare il giorno più romantico dell'anno. Il regalo che ci siamo fatti è quello di stare insieme, trascorrere insieme una giornata con nostra figlia, che è il nostro regalo più bello. Siamo usciti per comprare qualcos'altro, un orologio d'oro. Perché? Come regalo?
sì. Qualcuno ne approfitta per una fuga romantica a Catania. We live these days, we love Italia. Italia is the best country to celebrate. Today is Valentine's Day. Yeah. Questi ragazzi ci dicono che visiteranno la città e stasera andranno a cena. L'amore infatti non è solo nell'aria, ma anche a tavola e nei locali è boom di prenotazioni. No, le prenotazioni sono già chiuse, puoi venire qui e metterti in lista d'attesa se preferisci. Cucina italiana, cucina tipica siciliana, ma anche sushi, coreano, messicano, qui nel cuore di Catania. Per questa sera tutti i locali sono al completo. Siamo pieni, abbiamo tutto il locale prenotato, ovviamente solo coppie. E quindi quando chiamano ormai basta, non c'è più posto. No, li mettiamo in lista d'attesa perché comunque considerare la cena si suppone sia abbastanza veloce, magari andranno a passare la serata da qualche altra parte. Il primo orario qual è per cenare? Già dalle 7 si comincia con diversi turni, 7, 20:30, 22:30, ma diciamo che siamo tutto full, tutto pieno, qualcosa forse si dovrebbe sbloccare verso le 22:30. E cosa si mangia? Qual è il menù degli innamorati di questa sera? Noi prevalentemente prepareremo del pesce, poi stiamo preparando dei piatti giusto per la festa, quindi sto facendo una pasta ripiena, chiaramente con dei cuoricini, con una vellutata di ricciola, ci sto ancora pensando e strutturando giusto per il pranzo. Per me il trucco sta più che altro nella coppia, magari l'intesa si trova poi lì e poi attraverso il cibo si scatenano poi altri sentimenti che non si possono dire magari in televisione. Ingredienti afrodisiaci. Sì, esatto. Cose esotiche, ricette particolari. Non solo piatti a tema, ma nelle strade della movida catanese anche iniziative dedicate agli innamorati. C'è questo prompt che girerà in tutti i locali e gli innamorati possono farsi le foto all'interno. Se poi taggano i locali o il profilo di Via Santa Filomena, noi poi creeremo dei contenuti e li faremo girare.